siamo al Rex di Rimini quest'anno, per cui siamo con l'Accademia Nazionale Italcuochi e con Spirito Contadino e Barilla. Abbiamo voluto realizzare un po' di piatti abbastanza carini e il tema che era stato affidato a noi era appunto piccolo e bello. Abbiamo realizzato 4 portate, la prima era appunto una zuppetta di stracciatella pugliese con del tartufo, con dei carciofi appunto di Spirito Contadino, una cialda di cannolo. E la seconda portata che abbiamo presentato era un bauletto di patate con un fungo cardoncello sempre di Spirito Contadino e 2 quenelle di gambero rosso di Mazara. Abbiamo voluto sposare queste regioni e abbiamo fatto anche la base per queste quenelline, che era appunto una crudaiola di ciliegino. Mentre abbiamo continuato poi con le orecchiette di Barilla, abbiamo fatto le orecchiette con mugnoli, pinoli, uva passa e formaggio dei poveri su una base, acciuga, su una base di salsa allo zafferano. I mugnoli non sono altro che dei broccoletti quasi estinti che questa azienda ha riproposto, sta ricoltivando e li ha immessi di nuovo sul mercato, e devo dire che è un prodotto eccellente, è un prodotto delicato, e quindi abbiamo realizzato quest'altra portata, un tondo, utilizzando anche le orecchiette di Barilla. Alla fine abbiamo voluto sposare la nostra regione appunto con Barilla, facendo questa frivolezza Barilla in chiave sicula, e non erano altro dei tortiglioni ripieni con della buona ricotta, come se fosse appunto un cannolo, quindi un piatto dolce, chiaramente croccanti, con della salsa inglese profumata agli agrumi. Abbiamo voluto mettere dentro anche un'insalatina di arancia con menta, zucchero a velo, olio extravergine di oliva, proprio per profumarla e dare questo senso fresco, perché sappiamo che l'olio d'oliva chiaramente ci dà questo fresco di mandorla o anche di foglie di pomodoro. Un abbinamento secondo me eccezionale, con canditi e chiaramente anche con la cioccolata, che è il cioccolato di Modica. Questi sono i piatti che abbiamo presentato. Ripeto, grazie a Italcuochi che è presente, grazie anche a queste aziende, e spero sia andato tutto bene. Sono Antonio Gervasio dell'Agricola Spirito Contadino. Bene, anche quest'anno abbiamo voluto essere vicino agli chef, quindi siamo al Rex a Rimini. Grazie all'Italcuochi e grazie agli chef che stanno utilizzando le nostre verdure, stiamo facendo conoscere la qualità dei nostri prodotti. Con la riscoperta delle verdure spontanee continua il nostro percorso. Questa è un po' la nostra filosofia, e continueremo questo lavoro affinché si possa divulgare questa nostra grande passione, legata dal fatto che siamo una famiglia di contadini e oggi giunta alla 3ª generazione, e continuerà questo percorso. Grazie.